Per gli abitanti della zona i distacchi da quella parete della Croda Marcora non sono così rari. In quel punto del gruppo Sorapis la roccia dolomia che costituisce le Dolomiti patrimonio dell'umanità è fragile, ma è grande la preoccupazione per ogni distacco, soprattutto perché dopo la grande frana di 2 anni fa, ad ottobre, che investì anche la frazione di Chiapuzza in una zona fortunatamente non abitata, si teme che uno dei pennacchi rimasti in bilico possa crollare. Anche questa volta la paura è stata tanta. Il boato è stato avvertito in tutta l'area, ma fortunatamente la nuvola di polvere provocata dalle rocce che infrangendosi si sono disintegrate non ha provocato vittime o feriti. Sulla Croda ci sono anche dei sentieri, mentre sotto corrono la strada statale Alemagna e una pista ciclabile, ed era rivolta proprio a queste aree la preoccupazione iniziale. La nuvola di polvere infatti rendeva impossibile nell'immediato far avvicinare droni ed elicotteri. I vigili del fuoco, non appena possibile, hanno però perlustrato l'area dall'alto, verificato che nessuna persona era rimasta coinvolta, nessun detrito era caduto sulla ciclabile e sulla statale, ed infine proclamato il cessato pericolo. Sull'intera parete, una volta verificato che si sia stabilizzata, i geologi ora dovranno effettuare un sopralluogo per capire l'entità del distacco e soprattutto se siano necessari altri interventi per garantire la sicurezza della parete.